Bene, fosse sempre così. Sì, ho messo un relativo fresco, diciamo. No, guarda, Ok. Bene, buon pomeriggio. Abbiamo l'abitudine qui di cominciare puntuali e quindi cominceremo puntuali. Intanto benvenuti qui in libreria Italy Post a questo confronto che Venezia Post, il piccolo quotidiano che dirigo e che diciamo come claim raccontiamo il futuro delle Venezie, quindi del Triveneto e del Veneto, per parlare di futuro. Il quotidiano, come dire, si occupa principalmente di economia, del mondo dell'impresa, al quale siamo molto legati, e inevitabilmente tutto quello che riguarda la vita del mondo delle imprese ha ricadute sociali, economiche e anche politiche. L'occasione, il pretesto, diciamo, ci è stato dato da questo libro Geografie e parole del Nuovo Veneto, che sono gli atti del seminario del Partito Democratico del Veneto che si è tenuto ad Abano Terme il 3 e il 4 dicembre dello scorso anno. E diciamo l'abbiamo preso a pretesto perché c'era questo titolo Geografie e parole del Nuovo Veneto e ci interessava approfondire, non dal punto di vista di un singolo partito, cosa che diciamo non è nel nostro costume, ma dal punto di vista della politica, che cosa significa il nuovo Veneto del futuro. Recentemente Alberto Stefani, che voi tutti conoscete, è stato eletto segretario della Lega del Veneto. Andrea Martella lo è da un po' più di tempo, però diciamo entrambi questi due segretari regionali, di quelli che sono maggiori nei fatti partiti di maggioranza e opposizione in Veneto, hanno diciamo segnato, per quello che diciamo sono i primi giorni di Alberto, Andrea un po' più tempo, una svolta all'interno delle loro formazioni politiche, con un approccio che, per quanto riguarda Stefani, insomma l'avete letto sui giornali in questi giorni, è molto legata anche, come dire, alla costruzione di una nuova classe dirigente del suo partito. Lui stesso è, in Italia si dice molto giovane, io dico giovane perché in altri paesi a quell'età si è ministri, in Italia si è considerati ancora dei ragazzini. Ecco, la cosa che però ci interessa fare questa sera non è di fare un talk show, ce ne sono già tanti in televisione, li potete vedere tutte le sere e questo non è il luogo adatto per un talk show, ma una riflessione di come questi due importanti partiti immaginano il Veneto del futuro. Ne parlavamo prima, eccetera, ci sono stato il Veneto di Giancarlo Galan, c'è il Veneto di Luca Zaia, ognuno di questi governatori aveva una sua visione e ha costruito un suo modello. Ci interesserebbe capire che cosa hanno in testa i leader di questi due partiti. Quindi ci siamo già accordati e spero che l'accordo regga, evitiamo le polemiche politiche banali e cerchiamo di ragionare di futuro.
C'è un primo elemento che vorrei porre all'attenzione. C'è stato un periodo nel quale si temeva che il mondo delle imprese del Veneto potesse crollare perché imprese troppo piccole, si diceva sottocapitalizzate, c'è stato il crollo delle banche popolari, ci sono stati momenti di difficoltà dopo il 2008, ma il tessuto industriale veneto e complessivamente quello italiano delle piccole e medie imprese ha retto queste crisi, le ha superate molto bene. Questo è un elemento importante perché, diciamo, ci dà il quadro di una regione che, come dire, è solida nei fondamentali economici, perché imprese forti significa ricchezza diffusa e distribuita. Poi nulla è per sempre, quindi è evidente che bisogna sempre guardare anche agli elementi di difficoltà. Quindi, dando per scontato che stiamo in una delle 3 grandi regioni del nord che sono leader in questo paese, vorrei partire da un tema che è molto caldo per il mondo delle imprese e che è il tema del calo demografico. Perché oggettivamente tutta Italia, ma il Veneto in particolare, soffre un calo demografico di dimensioni eccezionali, provocando una difficoltà grande nel mondo delle imprese. L'altro giorno ero a Montebelluna e c'era un'impresa disperata che cercava 100 lavoratori, parliamo di un'impresa molto avanzata che paga bene, non diciamo, ma banalmente l'altro giorno dentro il Despar qui c'era l'annuncio che anziché dire prendete questi prodotti in offerta, diceva perché non venite a lavorare da noi in Despar. È un dato diffuso. I dati del declino demografico sono molto preoccupanti perché mettono a rischio la possibilità di queste imprese di crescere. Vorrei quindi farvi partire, se vuole partire lei magari Stefani, da questo elemento per capire cosa immaginate voi su questo fronte, come affrontare questa questione. La parte dell'attrattività la terrei come secondo elemento. Adesso mi concentrerei sui numeri del calo demografico. Sì, intanto ringrazio per l'invito che gradisco moltissimo, anche perché a noi capita spesso di magari confrontarci o di partecipare ad incontri pubblici, ci capita meno spesso di parlare di futuro. Magari si parla di temi del presente, si parla magari di responsabilità passate. Essere qui e parlare di una visione legata al futuro è qualcosa che non accade molto spesso, e quindi ringrazio anche per questo, perché la politica ha bisogno di questo, perché poi è su queste battaglie qui che si affrontano le sfide che abbiamo davanti, si portano a casa dei risultati. Il tema del calo demografico è un tema particolarmente sentito, è un tema che in Veneto tra l'altro rappresenta una questione di fondo che ha portato, io ho visto i dati 2008-2020, a una riduzione del 40% delle nascite in alcune province. A Rovigo ha superato il 42%, a Belluno è attorno al 39%, nelle altre province è attorno al 35%. Sono dati che lasciano davvero una sensazione un po' amara, soprattutto se si guarda avanti ai prossimi 10, ai prossimi 20, ai prossimi 30 anni. E gli studi ci dimostrano che nel 2050 rischiamo di avere un lavoratore per un pensionato. E questo non è soltanto una questione ideologica che può dividere destra e sinistra, è una visione è una prospettiva che deve per forza unire destra e sinistra, perché è un tema che va assolutamente affrontato, soprattutto perché ne va della sostenibilità del nostro sistema di welfare. È impossibile pensare a una società in cui ci sia un lavoratore per un pensionato, perché è matematicamente impossibile, non ideologicamente impossibile. È finanziariamente impossibile, è economicamente impossibile ed è socialmente impossibile. E
Per questo sicuramente servono delle misure shock per quanto riguarda la possibilità di incrementare il tasso demografico, per questo servono sicuramente delle misure che possano garantire a una coppia di mettere al mondo un figlio, perché è inutile negarlo, una componente è legata anche a un aspetto puramente economico. Quindi quando ti ritrovi ad essere magari una figura che ha un lavoro precario, non ha una prospettiva di vita lavorativa particolarmente buona da pensare di mettere al mondo dei figli, soprattutto nella società di oggi, questo non avviene e quindi c'è una forte diminuzione della propensione alla natalità o al mettere al mondo dei figli. E questo, lo dico da giovane, è un tema forse prioritario da analizzare. Noi abbiamo proposto la detrazione per i figli a carico anche di una certa entità, compatibilmente ovviamente con quello che potrà essere poi la crescita del nostro paese nel corso dei prossimi anni, ma che può essere una delle misure da prendere in considerazione per andare nella direzione opposta, quindi cominciare a creare delle condizioni economiche tali da permettere e da rendere, diciamo, economicamente possibile in certi casi anche mettere al mondo un figlio. Quando parla di misure shock, che cosa hai in testa? Il ministro Giorgetti ha proposto una detrazione per figli a carico, nello studio è tra i 5.000 e i 10.000 euro, ovviamente progressiva, quindi favorendo famiglie più numerose. Questa è una delle misure che sono state appunto proposte tra l'altro un mese fa, ma che è stata proposta anche al forum della natalità. È chiaro che va garantito anche dall'altra parte una garanzia per le famiglie, soprattutto per quanto riguarda chi magari ha una partita IVA, che nel nostro paese rappresentano una componente fondamentale, nel nord-est, in Veneto, rappresentano, possiamo dire, anche la spina dorsale poi dell'imprenditoria del territorio, e spesso sono le imprese più tassate, perché se noi andiamo a vedere i dati sulla tassazione delle piccole e medie imprese, le piccole e medie imprese in Italia rispetto alle piccole e medie imprese europee sono più tassate di oltre 20 punti nella media, e questo non spesso, questo di frequente non si abbina ad un sistema di welfare che sia in grado di pareggiare quantomeno i conti, così come avviene magari in qualche paese dell'Europa settentrionale. Oltre a questo, dal mio punto di vista culturale che va preso in considerazione, nel senso che sicuramente c'è anche un aspetto legato a un cambiamento della società. È vero, il fattore economico può intervenire, se penso a un po' di decenni fa, magari c'erano situazioni di povertà in cui comunque questo non influiva così pesantemente nella propensione a mettere al mondo un figlio, anche in situazioni magari di povertà davvero significativa. E quindi va fatto, secondo me, anche un lavoro che non dipende soltanto dalla politica, dipende dalla comunità, dipende anche da una serie di realtà che stanno oltre la politica, che è quello di cominciare a far capire o comunque a garantire un pensiero per cui mettere al mondo un figlio non sia qualcosa che freni la crescita personale, ma che in realtà si inserisca nel progetto di realizzazione di sé. Perché secondo me poi la vera rivoluzione culturale sta qui, cioè quella di far pensare che mettere al mondo un figlio non sia un ostacolo alla propria realizzazione personale, alla realizzazione di un percorso professionale, ma sia in realtà un qualcosa che arricchisce la tua vita e che permette magari di viverla anche meglio. Sento una cosa, Stefano, rivolgo a lei la domanda, Stefanino, ma che poi, come dire, rigiro a martella in conclusione. Il Veneto ha sempre avuto una grande tradizione di asili che erano legati, diciamo, alla comunità, nel senso che erano le parrocchie che si facevano carico di questo. Ricordo perfino un episodio di alcuni anni fa, era
veramente allora sì molto giovane, a Treviso un consigliere comunale di Rifondazione Comunista che si batté duramente contro la chiusura dell'asilo parrocchiale, no? Che era il collante della comunità. Ora le parrocchie, come dire, soffrono molto da questo punto di vista, però abbiamo visto nel mondo delle imprese un'attenzione sufficientemente forte. Era di alcuni mesi fa la notizia che San Marco Group, che è un'azienda veneziana, che poi portammo al Città Impresa, al Festival Città Impresa proprio per raccontare questo caso, ha messo un bonus di 7.000 euro per figlio ai propri dipendenti. È immaginabile, come dire, un'azione coordinata della politica locale, politica regionale con il mondo delle imprese per trovare soluzioni che, se aspettiamo lo Stato, come dire, sì, va bene, però andiamo sempre a bussare sulla stessa porta e poi le risorse sono quelle che sono, insomma. Beh, assolutamente sì. Tra l'altro io questo l'ho visto in parte anche nel mio comune, di cui sono sindaco, e mai come in questi anni gli asili parrocchiali stanno soffrendo i colpi anche del rincaro energetico come tutte le realtà, e abbiamo dovuto sicuramente aumentare il contributo loro spettante per questo. L'abbiamo fatto come ente locale, come comune. Certo che non può solo il comune affrontare una situazione di questo tipo, ma deve esserci un'azione coordinata, anche e soprattutto legata alle imprese, perché poi il bisogno di manodopera di cui parlavamo prima si interseca in realtà con questo problema e con questo aspetto della società, e garantire la possibilità per un lavoratore di avere anche lo spazio per un asilo nido, o garantire loro la possibilità quindi di costruire anche un percorso di vita con dei figli e quindi con un progetto di famiglia, favorisce anche l'impresa stessa e favorisce al tempo stesso il lavoratore. Quindi sicuramente va fatta un'azione sinergica. In un problema come questo, in una sfida come quella della natalità, non può essere solo lo Stato, non può essere solo la Regione a fare la differenza. Ci deve essere un approccio, dal mio punto di vista, multifattoriale: enti locali, comunità, terzo settore, imprese e poi lo Stato, perché ripeto è un problema che possiamo considerare endemico in tutta Italia. Ecco, voi ritenete, senza che apriamo polemiche di sorta, mi raccomando, sufficiente l'azione sulla natalità per affrontare un declino demografico che si presenta in tempi stretti abbastanza? Bisogna sicuramente potenziarlo, a maggior ragione che questi dati continuano ad essere rilevanti, perché poi se uno va a vedere la proiezione, quindi la progressività poi di questi dati nel corso del tempo, si arriva a situazioni davvero impressionanti. Dal punto di vista economico l'Italia passerebbe da ottava potenza mondiale a 25esima, e questo perché andrebbe a calare rispetto ad altri paesi che sono invece in via di sviluppo la forza creativa del nostro paese, che è quella che ha sempre caratterizzato poi anche la storia della nostra economia, la storia della nostra impresa, la storia della nostra società. Venendo meno il corpo lavoro, venendo meno quindi anche, lo stesso numero di studenti, se pensiamo che in 10 anni è previsto una diminuzione di 1 milione di studenti, con la conseguenza che 1 milione di studenti in meno significa avere meno forza attrattiva, meno forza creativa, meno capacità di innovare, meno capacità di garantire anche qualcosa in più per la società. Questo è l'elemento che più mi ha preoccupato in una visione prospettica, e proprio per questo serve già fin da subito trovare delle soluzioni perché il trend possa essere invertito. Non è una sfida semplice, perché è inutile negarlo, è una sfida che secondo me dovrebbe unire le forze politiche, da destra a sinistra, perché ne va del futuro del nostro paese e del futuro della sostenibilità del nostro sistema di welfare e del nostro sistema di assistenza, perché poi ci sarebbe da aprire un capitolo anche legato a questo. Non da ultimo, anche in un approccio assistenziale, penso all'invecchiamento della popolazione, a quante persone poi si troveranno magari nei prossimi decenni, nei prossimi anni, a affrontare anche magari la vecchiaia in assenza magari di una rete familiare. Io vedo quanto una rete familiare può fare la differenza
soprattutto in una situazione come questa, soprattutto in una situazione di non autosufficienza del soggetto stesso. Ed è impensabile che la non autosufficienza del soggetto possa ricadere esclusivamente in capo agli enti pubblici. È impensabile. Bene, grazie. Martella, quando avete lavorato, Ali il microfono, quando avete lavorato su questo seminario di cui appunto avete riportato gli atti, questo tema della, come dire, decrescita demografica, dell'inverno demografico in Veneto, voi come pensate di poterlo affrontare? Come la vedete su questo fronte? Bene, innanzitutto voglio ringraziare il direttore Filiberto Zovico per aver dato vita a questo incontro e aver organizzato un momento di confronto che, come ha detto Alberto Stefani, è importante per guardare un po' al futuro. E quindi grazie anche a tutti voi che siete presenti, che avete dedicato e volete dedicare qualche parte del vostro tempo a questa discussione sul futuro. E noi, quando abbiamo pensato di fare questa pubblicazione, questo libro con gli atti del seminario che abbiamo tenuto il 3 e il 4 dicembre, abbiamo pensato di poter dare un contributo proprio in questo senso, andare oltre il virus, diciamo così, dell'opinionismo, avere la capacità di andare oltre alla contingenza politica, talvolta allo scontro, e guardare che cosa è possibile e invece individuare come temi cruciali per lo sviluppo della nostra regione. In questo senso voglio anche ringraziare Alberto Stefani per essere qui, per aver accettato questo invito. Non tutti sanno che noi ci parliamo, ci sentiamo, ci scontriamo quando dobbiamo, perché nella distinzione delle opinioni politiche diverse avere un rapporto maturo, serio, di confronto, posso dire di amicizia e stima, credo che sia un valore per la politica e non sicuramente un disvalore. Per noi geografia e parole significa territori, persone, parole significa temi, letture, possibilità di individuare delle soluzioni. E naturalmente quando abbiamo parlato di questo, una delle prime questioni è proprio stata quella che il direttore ha citato dell'inverno demografico. Che fare per affrontare un tema che riguarda l'Italia più di altri paesi europei, purtroppo, che riguarda il Veneto più di altre regioni e che ha bisogno di trovare delle risposte in maniera molto seria e molto efficace. Allora, alcune le ha già dette Alberto, i numeri sono quelli che sono stati indicati prima, ma ciò che è del tutto evidente, per ricollegarmi alla domanda del direttore, è che noi in prospettiva nei prossimi anni perderemo forza lavoro. Banca d'Italia calcola che si perdano nel corso degli anni, nei prossimi anni, centinaia di migliaia di posti di lavoro. E che in Italia, in parte anche nel Veneto, esiste questo fenomeno: bassissima natalità, invecchiamento della popolazione, è un fatto positivo, e anche una quota di giovani che si trova in una situazione in cui non lavora e non studia, e più alta in Italia che in Francia o in Germania e perfino in Spagna, ho visto nelle ultime statistiche. E quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo affrontare il tema tenendo conto di queste tre cose. E allora io direi che la prima cosa è che noi dobbiamo puntare ad un miglioramento, ad un'efficienza, ad una maggiore formazione di quello che è il sistema per gli studenti, di quello che è il sistema scolastico. Deve essere più vicino al mondo del lavoro, deve esserci un orientamento scuola, università, mondo del lavoro più efficace di quello che avviene in questo periodo. Dobbiamo lavorare perché non ci siano tanti giovani che appunto non studiano, non lavorano perché magari perdono quei percorsi di formazione o perché hanno sbagliato l'orientamento o perché scolastico o perché in qualche modo hanno sbagliato la facoltà o l'università. La seconda cosa, ne parlava
Alberto prima, bisogna che noi miglioriamo il nostro sistema di welfare, la nostra capacità di dare delle risposte a diciamo organizzare i servizi, perché guardate, c'è un problema che riguarda la natalità legata alla conciliazione del lavoro, dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. C'è la necessità da questo punto di vista di intervenire con strumenti, e quindi bene sostenere le famiglie. Noi avevamo proposto, andrebbe potenziato l'assegno unico per i figli. C'è una discussione in questo anche nel forum delle famiglie che sentiamo, perché poi il presidente è di Treviso e quindi ci capita di sentirlo. E oltre a questo c'è la necessità di garantire servizi. Guardate, il primo servizio sono gli asili nido. Non c'è dubbio che se una famiglia, una donna può scegliere di fare un figlio, lo sceglie se c'è un asilo nido, ed è più alta l'incidenza lavorativa e l'occupazione laddove ci sono servizi di questo genere, se no si è costretti a scegliere tra andare a lavorare o avere un figlio. In questo senso noi dobbiamo lavorare tutti quanti assieme, non dobbiamo perdere la grande occasione degli asili nido legati ad una delle missioni del PNRR, perché se no non ne veniamo fuori rispetto alla possibilità di fare più figli e avere più persone tra i 20 e i 64 anni che rimangono nella cosiddetta fascia lavorativa. E qui c'è un problema che è legato anche all'invecchiamento della popolazione, alla quale noi dobbiamo garantire servizi, perché se una famiglia si trova nelle condizioni di essere il welfare dei propri genitori, dei propri, qualche volta i nonni lo sono dei nipoti, ma dei propri genitori, perché non ci sono strutture, perché nella sanità c'è qualcosa che non funziona, perché nell'assistenza c'è qualcosa che non funziona, perché diciamo l'invecchiamento non è accompagnato da una politica adeguata, allora c'è il rischio che tu non lavori non perché non fai un figlio, ma che tu non vai a lavorare perché devi assistere tua mamma o una persona anziana che sta nella tua casa, o che non sta nella tua casa, che però tu pensi di poter assistere perché magari non hai le risorse per poter pagare una persona. E quindi noi non ci dobbiamo far sfuggire nemmeno un altro grande obiettivo, che era quello del PNRR, che è quello legato alle case di comunità, cioè a quel tipo di assistenza sociale a metà tra il sociale e il sanitario, che garantisce un presidio sul territorio e che può garantire un'adeguata assistenza a tante persone che invecchiano. Infine, noi non possiamo non parlare di un tema che magari non penso, non è questo che ci divide, ma non possiamo parlare del tema dell'immigrazione e della necessità, cioè, di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo un controllo dei fenomeni migratori per aumentare i flussi, per garantire politiche di integrazione sia dal punto di vista scolastico, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista della casa. E questo noi ci dobbiamo porre come obiettivo per il futuro. Del resto sono le stesse imprese che dicono anche qui nel nostro territorio, imprese che, come giustamente ha ricordato il direttore, hanno passato un periodo difficile e continuano a crescere. Oggi abbiamo visto i dati sull'export e hanno retto la pandemia e hanno retto la guerra, e che però hanno bisogno di manodopera. Allora il tema del mismatch è un tema, come dire, un po' caratteristico delle società in trasformazione, in crescita o in ripresa. Però non c'è dubbio che uno dei problemi, delle chiavi per poterlo risolvere è proprio questo dell'immigrazione, che non significa negare il problema che esiste il controllo del territorio, ma non bisogna nemmeno pensare di poter essere sempre in emergenza, e quindi va programmato, controllati gli arrivi e bisogna lavorare in un'integrazione che possa permettere, una volta formati, come ho visto che hanno detto anche gli industriali
del Veneto di poter essere inseriti nelle aziende, nel mondo del lavoro. Poi, e ho davvero concluso, ci sono altri due temi, secondo me, uno che riguardano proprio le imprese, uno è il sistema di welfare anche aziendale che può essere garantito, molte aziende lo fanno anche con contratti di secondo livello, dovrebbe essere incentivato per rendere più forte questo sistema. E poi l'altro tema è quello di favorire la crescita dimensionale delle nostre imprese, perché favorendone la crescita, e in questo senso c'è qualche dato positivo anche nel Veneto, cioè uno dei dati positivi è che aumentano il numero dei dipendenti delle imprese, e questo può aiutare come dire, anche determinare in modo migliore l'incrocio tra quella che è la domanda e l'offerta di lavoro. Ecco, mi pare che sia un vasto programma, si sarebbe detto una volta, ma su cui gran parte, rispetto al quale in gran parte secondo me si può concordare, e sarebbero obiettivi giusti per forze che hanno a cuore questa terra e il Veneto. Grazie Martella. Tenga il microfono che facciamo il contrario questo giro, ripartiamo da lei. Questo che abbiamo affrontato è un tema, come dire, anche molto nazionale, che ha, come dire, delle implicazioni nazionali, tranne forse per il fatto che costruire forme di regia col mondo delle imprese su questo potrebbe, a livello locale, potrebbe aiutare di più anche a livello di singoli comuni. C'è un comune che si chiama Cartigliano dove le 7 imprese del territorio si sono unite autotassandosi per pagare gli autobus, i centri estivi e così via. Quindi è per esempio un esempio che se fossi, come dire, se mi occupassi di politica, valorizzerei, perché se fossero anche altri comuni, le imprese di altri comuni a mettersi insieme per fare azioni di questo genere, forse potrebbero aiutare. Vengo invece a un secondo tema, perché l'altro aspetto, che è quello dell'attrattività. Noi perdiamo molti giovani, ne attraiamo anche per esempio all'università, dove cresce il numero degli stranieri che vengono a studiare nelle nostre università, salvo che poi terminati gli studi se ne vanno via. L'Emilia Romagna è più attrattiva, la Lombardia lo è in parte, lo è stata a Milano, adesso forse i flussi si stanno un po' fermando anche nei confronti di Milano, ma altri territori come Bergamo e Brescia tornano ad essere attrattivi, il Veneto lo è meno. Qui ci sono forse alcune questioni sulle quali la politica locale potrebbe incidere maggiormente. La prima è che noi siamo ancora senza l'alta velocità e tutta l'esperienza di questi anni ci spiega che le aree dotate di alta velocità tendono a essere attrattive per l'ovvia ragione che è più facile spostarsi da una parte all'altra. Ma poi, per esempio, è stato abbandonato anche il progetto di metropolitana di superficie, che fa sì, lei è sindaco di Borgoricco, cioè immagini un giovane, eccetera, che deve scegliere se andare a Milano, Londra o a Borgoricco, no? Tendenzialmente dice, ma qual è l'ultima metro che da Borgoricco mi porta da qualche parte? Non c'è. Allora, questo tema di attrattività è anche molto importante, peraltro si lega al tema del declino demografico, perché la mancanza di popolazione e di popolazione giovane fa sì che anche i valori immobiliari crollino, quindi non è una perdita solo per il mondo delle imprese, è anche una perdita per chi ha l'appartamento che affitta e così via. Martella, su questo tema dell'attrattività, cosa dovrebbe fare secondo lei il Veneto? Cosa farebbe se un giorno, diciamo, il suo partito andasse al governo del Veneto, o come contribuirebbe, diciamo, al lavoro di una maggioranza
di altro colore su un tema di questo tipo. Sì, come ha detto giustamente lei, questa è una questione rispetto alla quale noi misuriamo un po' di sofferenza nel Veneto in questo ultimo periodo. E la misuriamo sia nei confronti della Lombardia, sia nei confronti dell'Emilia-Romagna, ed è anche il risultato del fatto che nel corso di questi anni il Veneto, qualcosa, pur rimanendo eccellente, per tante questioni, qualcosa ha perso sul terreno degli istituti bancari o creditizi, sul tutto l'apparato delle multi-utilities, sul sistema delle fiere, perfino e in parte sulla filiera agroalimentare. E il fatto che questo sia avvenuto determina che in Veneto si può venire a studiare, ma poi si decide di andare a lavorare da un'altra parte, all'estero, ma anche a Milano o a Bologna. E quindi questa è una questione della quale noi dobbiamo occuparci in maniera molto seria. Ha a che fare con i cambiamenti nel mondo del lavoro, con il fatto che noi abbiamo, la dico in maniera un po' grossolana, ma almeno si capisce, che noi abbiamo a che fare con due corni di problemi. Da una parte la sfida ambientale, quella della transizione ecologica del nostro sistema produttivo, dall'altro quella dell'intelligenza artificiale, e cioè della necessità di introdurre elementi di ulteriore conoscenza in quello che è il mondo del lavoro, con i rischi e le opportunità che questo comporta. Ciò significa che il lavoro è cambiato, ciò significa che le imprese sono esposte alle fragilità dovute alla transizione ecologica e digitale e devono essere aiutate per fare in modo di continuare a competere nei mercati internazionali come hanno fatto fino adesso. E allora bisogna fare più sistema. Io credo che per essere più attrattivi bisognerebbe fare in modo di costruire un sistema metropolitano che possa competere con Milano, con Bologna e con tante aree dei paesi stranieri. Tutte le ultime ricerche ci dicono che laddove esistono sistemi territoriali su scala metropolitana sono più competitivi e competono con altre regioni delle stesse dimensioni, nel nostro caso anche con dimensioni più grandi, proprio perché c'è un'area, da noi non può che essere Padova, Venezia e Treviso, mettetela nell'ordine che vogliamo, l'asse Padova-Venezia e un po' Treviso, quella che può caratterizzare questo sistema metropolitano che diventa attrattivo. E questa è una delle occasioni mancate per il Veneto, a mio modo di vedere. Si è scelto il policentrismo, un po' nella nostra storia, e si è scelto una certa forma di centralismo regionale, ma non si è dato corpo a quello che esiste nella realtà già, e cioè un sistema economico, sociale, di persone che lavorano a Venezia, che vanno a vivere a dormire a Padova, che si spostano a Treviso, che insomma vivono in quest'area metropolitana alla quale la politica dovrebbe tentare prima o poi di dare un vestito di carattere istituzionale e giuridico. Quindi farei questo per aumentare l'attrattività del nostro territorio. La seconda cosa che farei, completerei il sistema infrastrutturale, perché anche qui siamo in ritardo. L'alta velocità vedremo se le risorse andranno a buon fine e si realizzerà. Comunque fino a Trieste non se ne parla, nemmeno se ne parla verso Lubiana e quindi verso l'est, cioè verso quella parte rispetto alla quale i nostri mercati avrebbero bisogno di implementare la propria penetrazione con un sistema infrastrutturale più forte. Lavorerei per questo, lavorerei perché il sistema di metropolitana di superficie si possa realizzare, perché se a me capita di muovermi da Mestre per andare a Castelfranco e non c'è nessun tipo di possibilità di collegamento
con un sistema di metropolitana di superficie, è chiaro che non vado a Castelfranco, non vado a studiare a Venezia, non vado a studiare a Padova. Paradossalmente il luogo migliore dove abitare se vai all'Università di Padova è Mestre, perché c'è il treno e ti porta. E quindi, insomma, questo cosa vuol dire il sistema metropolitano di superficie? Una scelta sbagliata, secondo me, nel corso degli anni scorsi, aver deciso di non farlo. Ma un'idea alla quale lavorerei assieme ad altri, se fosse possibile, dovrebbe essere proprio questa: ripristinare in maniera seria. Ormai la pedemontana si è fatta, vedremo quanto costerà, tutto quello che volete, però riprendiamo seriamente il discorso del completamento dell'alta velocità, del sistema delle metropolitane di superficie. Non lasciamoci andare a voli pindarici che ho visto anche in questi giorni su sistemi infrastrutturali che, diciamo, si capiscono poco. E c'è qualcosa che ha funzionato, io per il passato ho avuto anche da ridire in più di un'occasione, ma non c'è dubbio che il sistema aeroportuale del nord-est, che ha il suo centro su Venezia, è diventato qualcosa di importante per l'economia, per il nostro territorio su scala nazionale, per il turismo su scala internazionale. E quindi lavorerei anche su questo aspetto, che secondo me è un aspetto fondamentale, e poi lavorerei per fare in modo, perché il nostro territorio possa essere ancora più attrattivo, di rendere ancora più eccellente il nostro sistema manifatturiero, che, come dicevo prima, ha retto bene, che però adesso deve partecipare a quella svolta di carattere ambientale e digitale, e renderei più competitivo il nostro sistema turistico, un po' meno basato su un'idea che le cose vanno accompagnate, che vanno bene, più basato invece su un'idea di sostenibilità economica, sociale e di carattere che riguarda anche la mobilità delle persone. Quindi, e in ultimo, lavorerei per inserire ulteriori elementi a proposito di automazione del lavoro, di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, affinché tutta l'economia dei servizi possa essere più competitiva, perché, parliamoci chiaro, noi con la Lombardia competiamo con il sistema manifatturiero, ma non su Milano, e competiamo di più per il turismo, per il sistema manifatturiero con l'Emilia. Qualche recente statistica non mia, della Fondazione Nord-Est ci dice che perdiamo qualche pezzo, diciamo, su quello che viene definito l'over Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ecco, lavorerei su queste cose, perché immagino un Veneto in cui la manifattura continui ad essere eccellente, il turismo sia più sostenibile, si decida di avere un'area metropolitana, ci sia un sistema di trasporti e di mobilità delle persone che renda questa area più attrattiva. Infine, ho davvero concluso, noi abbiamo università importantissime, ma se non ci diamo la capacità, per le banche non ce la facciamo più, per le fiere non so, ma per le università, se non ci diamo la capacità di fare come dire, un polo tecnologico del Veneto attrattivo per le imprese e per le politiche legate all'economia e alla sostenibilità, secondo me rischiamo di perdere un'occasione. Quindi mi muoverei anche in questa direzione. Stefani, prima di far rispondere sulla domanda generale, Martella diceva: sulla metropolitana di superficie siamo disponibili a, come dire, lavorare con la maggioranza, perché insomma adesso possiamo anche immaginare di tutto, ma insomma con la maggioranza. È un tema, secondo lei, sul quale si potrebbe tornare, se non in questa, nella prossima legislatura, e sulla quale lei vede una chiave di volta? Beh, sicuramente un tema da affrontare, sicuramente un tema da prendere in considerazione, tenendo conto che il tema delle infrastrutture è un tema molto ampio, che richiede sicuramente delle scelte di priorità, che per il Veneto è fondamentale, anche perché è strettamente connesso alla competitività poi delle imprese. Penso soprattutto anche al trasporto delle merci, non solo a quello chiaramente
delle persone, al completamento dell'alta velocità, al potenziamento della holding delle autostrade. Io tra l'altro sono stato il primo firmatario di un emendamento che è stato votato anche da esponenti del centrosinistra e tu l'avevi presentato, quindi è stato votato nel 2020 sull'autonomia infrastrutturale, e questo ha garantito, darà la possibilità al Veneto di poter avere una holding del nord-est capace anche di reinvestire poi nel territorio e nell'implementazione della rete infrastrutturale. Quindi sicuramente vanno fatte delle scelte di priorità, perché sarebbe poco sincero dire il contrario, però bisogna lavorare anche su questo, e questo è un punto, perché alla fine si parla di una maggiore autonomia rispetto alle infrastrutture, che ci ha visto d'accordo, perché poi quell'emendamento, ripeto, è passato con un voto bipartisan e ha garantito e garantirà anche uno sviluppo per il Veneto che probabilmente non riusciremo a individuare adesso o nei prossimi 2 anni, ma nell'arco dei prossimi decenni. Mi dica se ho capito bene, la priorità è il polo autostradale, poi con le risorse che vengono da lì si può immaginare il resto. Dal mio punto di vista è questo, e il completamento dell'alta velocità, che tra l'altro in buona parte è già stato finanziato lungo l'asse Ecco, est-ovest. a proposito, scusate, vengo su questo tema dell'alta velocità, poi la faccio finire sul resto. Adesso l'alta velocità si bloccherà a Vicenza e uscire da Vicenza è molto complesso, ci sono molte polemiche. Pensate di riuscire a trovare, come dire, un'azione comune tra maggioranza e opposizione per aiutare, diciamo, Vicenza a sciogliere quel nodo e fare arrivare l'alta velocità su Padova, dove poi ci saranno i problemi di come entrarci? Per me è assolutamente necessario, altrimenti si creerebbe anche un ostacolo stesso alla stessa alta velocità. Poi su Padova ci sarebbe da intervenire per garantire che poi l'alta velocità sia alta velocità effettiva su tutto il territorio veneto. Per quanto riguarda il resto, io credo che soprattutto per quanto riguarda, parlavamo appunto di giovani che se ne vanno all'estero, io credo che su questo tema vada intrecciato con 3 punti principali. Il primo, che è un tema di competitività, perché poi sei più attrattivo quando sei più competitivo, quando nel tuo paese, nella tua regione, nel tuo territorio hai la possibilità di mettere a frutto i tuoi talenti, le tue ambizioni, le tue aspirazioni, perché questi sono i motivi per cui poi un giovane magari se ne va da altre parti, tenendo conto che il Veneto ha sicuramente delle caratteristiche, delle città che hanno caratteristiche diverse rispetto a Milano. Sarebbe assurdo pensare di poter competere con Milano, che ha un numero di abitanti completamente diverso, delle realtà imprenditoriali completamente diverse, un'attrattività per forza di cose completamente diversa rispetto magari a città capoluogo del Veneto, ma sicuramente si può fare un lavoro sulla competitività territoriale, quindi garantire soprattutto alle imprese di poter essere competitive tramite un miglioramento della rete infrastrutturale, l'abbiamo detto prima. Io continuo a dire anche tramite una riduzione della pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, che qui costituiscono il tessuto connettivo e che magari a Milano hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle del nord-est. Qui parliamo di imprese di famiglia, tornando anche al tema primitivo di questo incontro. Qui parliamo di imprese di famiglia che si sono reinventate nel corso del tempo, che hanno sviluppato degli asset diversi nel corso del tempo e che hanno saputo anche vincere la sfida della pandemia recentemente, che in altre parti del nostro paese ha rappresentato una battuta d'arresto per tantissime imprese. Penso però anche a un altro tema fondamentale, che è quello del collegamento tra la scuola, tra l'università e il mondo del lavoro. Lì c'è tanto da fare dal mio punto di vista. Lì c'è la possibilità di fare in modo che si crei un collegamento significativo tra chi vuole investire, tra chi ha l'interesse a investire nella formazione, nel talento, nella genialità, nella creatività, che sono le imprese, e il mondo degli studenti, il mondo studentesco, che non avviene soltanto tramite borse di studio all'università, che tra l'altro nel corso di tempo stanno aumentando e che quindi
garantiscono a un'impresa che ha un determinato progetto di poter avere delle figure formate sotto quel profilo, ma che deve avvenire anche dal punto di vista degli istituti tecnici. I report ci dicono che servirebbero 10 volte gli ITS che sono presenti nel nostro paese. 10 volte rispetto agli attuali. Penso al tema degli ENAIP veneti, che rappresentano anche un modello di gestione che bisognerebbe esportare dal mio punto di vista altrove, e a un cambio di paradigma culturale da parte anche delle famiglie stesse, perché chi fa un istituto tecnico o chi fa un istituto professionale non vale meno rispetto a uno che fa il liceo. Io non ho mai pensato questo e nessuno dovrebbe pensare questo. Un istituto tecnico, un istituto professionale può costruire in quella persona quelle caratteristiche importanti che in questo momento noi non abbiamo, con l'effetto che abbiamo una forte difficoltà di reperimento della manodopera. Se noi andiamo a vedere i dati sul reperimento della manodopera, io li ho letti qualche giorno fa, ho trovato dei dati che mai avrei pensato di analizzare. Nel mismatching, quindi nelle difficoltà che poi c'è del reperimento tra domanda e offerta di lavoro, uno dei lavori che più si fa fatica a recuperare in Veneto e in Italia sono i programmatori elettronici, gli analisti informatici, che voglio dire nell'epoca della digitalizzazione dell'informazione pensavo avesse stimolato molti studenti magari a prepararsi su questi temi qui, con dati addirittura dell'80% dei casi. Programmatori ICT, anche negli enti pubblici, e poi ci sono anche ovviamente idraulici, elettricisti, manutentori, tutti lavori che richiedono comunque delle competenze specialistiche che un istituto tecnico e un istituto professionale ti possono dare, senza contare anche dei tanti progetti che l'impresa può offrire, può costruire in collegamento con il mondo dell'università, quindi in partnership con il mondo dell'università. Investo in quella università, investo nell'Università di Padova, nell'università, per fare un esempio, l'Università di Padova, per avere una persona formata in un determinato aspetto e la porto nella mia impresa per fare in modo che quella formazione avuta qui nell'Università di Padova possa esprimersi in termini di talento, di produttività per la mia impresa. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Secondo me un aspetto importante negli istituti scolastici superiori sarebbe anche una personalizzazione del percorso di studi, come avviene in tanti paesi europei. Posso, a partire dal biennio o triennio conclusivo, cominciare a personalizzare il mio percorso di studi, scegliere su quali materie concentrarmi per affrontare poi il mondo dell'università. E oltre a questo, secondo me il terzo fattore che aiuterebbe anche tante figure giovani e meno giovani a rimanere nel nostro paese, magari a non entrare nel circuito di chi poi o va all'estero oppure magari non riesce più a trovare spazio nel mondo del lavoro, è il reskilling, la capacità del nostro paese di riqualificare il personale dipendente. Questo è un aspetto che sarà prioritario secondo me nel corso del tempo, anche tenendo conto poi delle sfide dell'intelligenza artificiale e altre questioni che la digitalizzazione ci imporrà. Ma la capacità che ha il nostro paese o anche nel caso della pubblica amministrazione gli enti pubblici di riqualificare il personale, quindi non fare in modo che una persona che ha raggiunto una determinata età sia una persona da accantonare o da mettere da un'altra parte all'interno di un'organizzazione anche pubblica, ma che invece possa essere riqualificata e garantire a quell'ente pubblico, a quell'impresa una produttività maggiore. Questo è un aspetto importante, perché non vanno all'estero soltanto medici, non vanno all'estero soltanto ingegneri, vanno all'estero anche persone che fanno lavori che possiamo considerare magari più semplici, ma perché all'estero magari in alcuni casi trovano lavoro, prendono anche qualcosa in più e hanno la possibilità quindi di costruire il proprio futuro. Secondo me sono questi tre gli elementi chiave per garantire la competitività e quindi l'attrattività del nostro paese. Siamo andati un po' lunghi, avevamo programmato un'ora, rubiamo 5 minuti in totale. Vorrei porvi due questioni. La prima, i vostri due partiti, come dire, comunemente, cioè, entrambi hanno appoggiato il referendum promosso da Luca Zaia sull'autonomia. Sono passati
alcuni anni, alcuni decenni, non lo ricordo più, alcuni anni, e appare sempre più chiaro, diciamo, che è un percorso assolutamente accidentato, complicato, e a un certo punto se ne perdono anche i contorni, cioè autonomia per fare che cosa? Al di là del fatto di quello che ci direte adesso sull'autonomia, vi chiederei di essere sintetici. A me ha colpito molto, e ogni tanto dico che è stato il primo e unico gesto di autonomia, come dire, la norma sul 4.0 del ministro Calenda, perché sostanzialmente ha dato benefici a chi voleva utilizzarli. Guarda caso le imprese del nord sono quelle che ne hanno beneficiato maggiormente e probabilmente i risultati che abbiamo oggi sono anche il frutto di quell'ammodernamento. L'autonomia non è meglio praticarla nel concreto piuttosto che declamarla? Siccome entrambi, come dire, avete appoggiato il referendum, volevo porre entrambi la questione. Martellami. Beh, l'abbiamo appoggiato in modo diverso, diciamo, nel senso che diciamo che il grado di convinzione rispetto all'idea che si potesse realizzare l'autonomia prevista dalla nostra Costituzione. Zaia non ha fatto molto differenza, ha messo insieme tutti i voti a favore. Non l'ha quindi. fatto, certo, però diciamo che noi pensiamo che l'autonomia sia un processo da realizzare, previsto nella nostra Costituzione, che deve migliorare l'efficienza delle nostre amministrazioni e dare maggiori risposte ai cittadini. Il referendum, con tutto poi quello che ce n'è stato dopo e anche un po' prima, se mi posso permettere, era un po' qualcos'altro. Ricordo che oltre al referendum sull'autonomia bocciati dalla Corte Costituzionale c'erano i referendum sull'indipendenza, sul fatto che il Veneto diventasse una regione a statuto speciale. E quindi, però detto questo, io penso che l'autonomia sia un percorso che si deve realizzare. Se io però credo a tutti quelli che sono qui oggi, ma forse non Ivo Rossi, ecco, perché è un grande esperto, altri, ma per fare cosa? Forse mi si risponderebbe a che cosa serve per le imprese e per i cittadini. Penso che mi si risponda per semplificare, per velocizzare, per dare risposte più efficienti, ma sicuramente non serve, secondo me, all'idea che è andata avanti un po' nel corso di questi anni, che l'autonomia significa essere padroni a casa nostra. L'autonomia, secondo me, è proprio il contrario, è poter governare bene il Veneto e essere più forte a livello nazionale. Governare bene il Veneto e contare a livello nazionale. Governare bene il Veneto dando risposte ai cittadini e alle imprese in maniera più veloce e continuare ad essere una terra di relazioni, come c'è scritto in un bel intervento del nostro seminario, che è sempre stata dalla Serenissima in poi, cioè non quella di una patria più piccola. Ecco, l'autonomia che noi abbiamo in mente è questa, neanche un indipendentismo regionale. Abbiamo detto, Alberto lo sa perché ne abbiamo discusso qualche volta, sarebbe meglio che si decidesse che l'autonomia si realizza se anche in Veneto non dice voglio realizzarla su tutte le materie che sono previste attualmente dalla Costituzione, ma se parte da alcune materie che servono realmente al territorio, alle imprese, ai cittadini. Per esempio questo tema degli ITS di cui ha parlato Alberto è assolutamente fondamentale per il sistema formativo. Poi abbiamo detto alcune materie sono totalmente irrealizzabili, perché se erano un patrimonio anche del centro-sinistra 20 anni fa, oggi si sono dimostrate superate dalla storia, perché non credo che ci sia nessuno qui che possa dire esercitiamo la nostra autonomia sull'energia, perché tutti sappiamo che cosa significa ricevere una bolletta adesso, perché tutti sappiamo che è un fenomeno, che è un tema da affrontare su scala nazionale, se non addirittura internazionale. Non penso che ci sia nessuno che possa credere che dobbiamo esercitare un'autonomia sulla scuola, e cioè che nel nostro paese ci siano 20 sistemi scolastici diversi
al Veneto vengono 72.000 dipendenti del Ministero dell'Istruzione che poi devono essere pagati, e non si faccia in modo che la scuola continui a essere, ho fatto solamente 2 esempi, quel pilastro della coesione nazionale che è stata. Così come non credo che l'autonomia si possa realizzare su materie come le grandi reti di comunicazione, il trasporto. Prima abbiamo parlato di grandi reti di comunicazione, io ho fatto un esempio Lubiana, ma la stessa cosa potremmo dirlo per i porti del nord-est. C'è una dimensione che non è nemmeno regionale, fu definita da Alpe Adria ai tempi della Democrazia Cristiana della regione Veneto. Quindi io penso che noi abbiamo posto alcune questioni. L'autonomia si realizzi, si faccia in maniera progressiva, seria, e si realizzi se ci sono le condizioni economiche per farlo. Uno dei temi che abbiamo posto è quello dei LEP, cioè questi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti quanti i cittadini. Siccome c'è scritto nel disegno di legge di Calderoli, io ne ho presentati 2, sia sulla parte costituzionale che sulla parte ordinaria, quindi diciamo non siamo sospettabili di non crederci, anzi sono stati associati a quello di Calderoli, ma almeno quello sulla parte ordinaria. Siccome c'è scritto nel disegno di legge del ministro Calderoli che si può realizzare ad invarianza finanziaria significa che non devono essere messe altre risorse, perché comunque il bilancio deve rimanere invariato, e questo è un problema. Infatti adesso la discussione è un po' ferma, vedremo dopo l'estate come riprenderà, e ribadisco, per quanto ci riguarda è un tema forte, anche utile, ma che serve per dare delle risposte reali e non per fare, diciamo così, retorica attorno a un tema invece delicato. Stefano. Sì, allora, innanzitutto vorrei chiarire una cosa, un aspetto legato a questa riforma, che sicuramente è una riforma su cui la Lega ha investito moltissimo anche dal punto di vista politico, dal voto in Consiglio regionale prima, al referendum poi, che io rivendico con sicuramente orgoglio, e il percorso che poi adesso a livello parlamentare si sta attuando. Io ricordo che per la prima volta parliamo di una riforma in cui è stata votata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, che adesso è oggetto di discussione e di votazione al Senato in Commissione Affari Costituzionali, poi andrà all'Aula del Senato e poi alla Camera. Ma io vorrei sottolineare l'importanza di 2 cose. La prima è il fatto che questa riforma può fare anche chiarezza su alcune funzioni, perché troppo spesso la giurisprudenza costituzionale, soprattutto nelle materie concorrenti, che sono la buona parte delle materie che poi sono oggetto anche di questo percorso, sono state, si è dimostrata nei conflitti che poi sono stati sollevati in Corte Costituzionale, spesso a favore dello Stato, con la conseguenza che poi quella materia in realtà la Regione poteva decidere veramente poco. Quindi la cornice che nelle materie concorrenti dovrebbe essere di competenza dello Stato in realtà si è allargata moltissimo, e se uno va a vedere tutte le sentenze della Corte Costituzionale c'è una forte tendenza sotto questo aspetto. La proposta di legge Calderoli non parla esclusivamente di materie, parla di funzioni legate a quelle materie, che rappresenta dal mio punto di vista anche una possibilità di chiarire il quadro nel momento in cui si andrà ad attribuire plasticamente quali funzioni saranno oggetto di competenza regionale e quali saranno invece di oggetto di competenza statale. Dal punto di vista economico, in questi mesi ho sentito forti perplessità, anche delle ricostruzioni che secondo me vanno bene quando si deve fare un confronto magari possiamo dire puramente politico. Secondo me, se poi si va ad affrontare in maniera più specifica la riforma, si capisce che quel rischio che tanto si paventa in realtà non c'è, perché nelle materie che non sono oggetto di livelli essenziali delle prestazioni, quindi dove non andranno a interferire la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, questa scelta di poi essere devolute
queste funzioni alla regione, non farà perdere un euro alle altre regioni, perché garantiranno a quella regione la possibilità di gestire quella determinata funzione e l'eventuale extragettito, anche se non è il termine corretto, l'eventuale extra profitto che quella regione riesce a fare, quel determinato utile che quella regione riesce a fare, scegliendosi di assumersi la responsabilità di prendersi quella funzione, viene reinvestito nella regione stessa. Negli altri casi c'è una determinazione dei LEP, quindi c'è innanzitutto una commissione che ci sta lavorando, ma poi l'intesa dovrà prevedere essa stessa la determinazione dei LEP stessi, e quindi fino a che punto poi lo Stato potrà spingersi e fino a che punto la regione potrà spingersi. Quindi non avrebbe nessun interesse una regione ad assumersi una materia per fare peggio dello Stato e rischiare che poi lo Stato ci debba mettere dei soldi. Semmai è il contrario, garantire una maggiore produttività, garantire una maggiore efficienza in quella determinata materia e magari avere la disponibilità economica nelle materie non LEP di investire quelle stesse risorse in Veneto e quindi migliorare anche quello che abbiamo detto prima, la competitività, la produttività delle imprese, l'agevolazione magari per gli studenti che rimangono nel nostro paese, miglioramento per quanto riguarda le famiglie, garantire maggiori incentivi per quanto riguarda appunto la crescita demografica e cose di questo tipo. L'autonomia, secondo me, serve anche a questo, oltre a fare chiarezza per quanto riguarda l'intarsio di competenze che la giurisprudenza costituzionale lo dimostra, ha creato molti più conflitti di quelli che in realtà si pensava ci fossero, insomma, legati all'articolo 117. Ultimissima questione molto rapida. Voi siete 2 segretari di partito. Una volta i segretari di partito erano le persone più potenti che c'erano in una regione, adesso è un po' diverso, nel senso che però la politica purtroppo, essendosi annullati i partiti, o come dire molto molto ridotti, è fatta, diciamo, per annunci anche il fatto di confrontarvi, no? Voi due, che io abbia notizia, come dire, credo che fossero anni che non ci fossero confronti di questo tipo, nel senso che ognuno fa le sue dichiarazioni ai giornali o su Instagram o su Facebook e la partita finisce lì. È un'operazione solo di consenso. Però, come dire, costruire solo consenso, il rischio è quello di fare scelte molto popolari, se vogliamo, ma non per questo giuste e corrette. C'è un tentativo di andare a ricostruire forme di partito che siano in grado di, come dire, leggere la società più a fondo e quindi di essere in grado di proporre delle soluzioni che devono ovviamente essere popolari, no? Però, come dire, un po' più pensate che non quelle che ti escono dal sondaggio che manda SVG la mattina alle 7, diciamo. Sì, intanto mi fa piacere confrontarmi con un segretario di un partito che comunque è radicato sul territorio, no? Perché in questi anni abbiamo sentito di partiti liquidi o partiti della rete. Sotto questo profilo credo che questi 2 partiti, dopo si può essere d'accordo o contro le proposte programmatiche, ma sono 2 partiti radicati che hanno delle sezioni, hanno dei circoli, hanno anche una storia in quei circoli, in quelle stesse sezioni. Hanno delle scuole politiche, hanno una struttura di partito e credo che questa struttura, e lo dico da giovane, vada non solo mantenuta, ma vada addirittura rafforzata, soprattutto in un territorio come il Veneto, che ha una storia di un certo tipo, e credo anche che la costruzione di una scuola politica seria per un partito possa permettere a quel partito di fare la differenza. Io l'ho proposta nei primi giorni della mia segreteria regionale, sto collaborando anche con dei centri studi e con delle università, perché è inutile fare una scuola politica tanto per fare in cui vengono magari gli esponenti di partito a raccontare le stesse cose che magari dicono in televisione.
bisogna fare una scuola politica che sia in grado di dare una prospettiva al tuo territorio secondo il tuo programma elettorale e secondo la prospettiva di quel partito, e raccogliere magari poi un'elaborazione dati da offrire ai tuoi iscritti, in modo tale che i tuoi iscritti siano anche in grado di esporla all'esterno. Quindi una scuola che non faccia solo informazione, ma che sia in grado di fare un passo in più, che è quello di elaborare quello che raccoglie in quelle lezioni, e che soprattutto sia in grado poi di tradurlo in risposte pratiche, che è quello che deve fare la politica, secondo me. Quindi non più un partito che magari ha delle scuole politiche in cui vengono dei relatori a fare dei comizi, ma che sia piuttosto una scuola politica fatta di persone che magari la pensano anche diversamente da te, ma che siano in grado, in quel confronto dialettico, di offrirti gli spunti e magari anche le intuizioni per vincere le sfide che hai davanti. È peraltro realistico un ragionamento di ricostruzione della politica a quel livello lì? Ma io penso proprio di sì, e se io che insomma, in età non più giovane rispetto a Alberto mi sono messo a fare questo lavoro qui, è perché credo sia necessario dare di nuovo alla politica una legittimazione e ai partiti una funzione nella società. Noi abbiamo due problemi enormi, uno si chiama astensionismo, l'altro si chiama un certo populismo e qualche volta una visione antipolitica. Dobbiamo cercare di fare in modo che i partiti possano assumere una funzione perché la democrazia abbia consenso, e cioè non ci sia... nelle ultime elezioni si hanno votato il 63%, nelle elezioni del 1976 il 95%. Ci dice che cosa è successo nel corso di questi anni. L'altro tema è introdurre elementi che ci possano fare in modo che la politica torni a essere considerata dai cittadini in quanto in primo luogo utile, e quindi non è solo social, e quindi non è solo comunicazione, e quindi non è solo presentismo, ma è la capacità di avere una visione, di indicare dei processi politici, di saperli declinare con delle proposte, facendo in modo che quel processo che c'è stato nel corso di questi anni, che è stato quello della disintermediazione, per cui tanto io ce la faccio da solo o mi rivolgo direttamente oppure con i social sono io contro tutti. Ecco, questo tipo di processo evidentemente non funziona fino in fondo, e quindi anche il nostro seminario di Abano, poi questo libro sarà l'inizio, non so se di una trilogia, ma sicuramente di un'altra pubblicazione, perché noi su questi temi continueremo adesso a rapportarci con i corpi sociali del Veneto, le forze economiche, quelle sociali, quelle con le quali ognuno di noi ogni giorno in qualche modo ha a che fare per confrontarsi su qualche tema. Quindi è un processo molto difficile, certo non potrà essere quello che è stato prima nella storia dei partiti, ma dare una visione, dare delle proposte, dare un nuovo radicamento nella società e una possibilità anche di rapportarsi alle categorie economiche, al mondo della produzione, io penso che sia assolutamente fondamentale. Poi noi lo faremo in un modo, la Lega lo farà in un altro modo, ma se ognuno di noi ci mette la passione giusta, credo che vada bene. Poi penso anche che tra tutte le differenze che ci sono tra noi e la Lega c'è un punto in comune molto importante, che è il 25 aprile e il rispetto di alcuni valori che riguardano la nostra Costituzione, la nostra Repubblica, e l'abbiamo visto anche ultimamente quando ci siamo espressi su questo, e quindi che ci siano più partiti che svolgono questa funzione di radicamento nel territorio, anche avendo idee completamente diverse ma qualche valore in comune, secondo me è un fatto positivo. Bene, allora io ringrazio Alberto Stefani, ringrazio Andrea Martella, potremmo anche fare un applauso, sì, grazie.
diciamo, non era un confronto facile, parlare del Veneto del futuro, tanti temi, insomma, qualcosa anche di un po' generico, insomma, è stato detto, però su alcune questioni si è andato avanti. Io lo considero l'inizio di un percorso e spero nel nostro piccolo di aver contribuito, perché poi al di là delle visioni diverse ogni sistema territoriale, ma questo avviene ovunque, così come ogni paese, deve capire che su alcune grandi emergenze, e ne abbiamo indicate alcune, ci si mette a tavolino assieme, perché se la barca affonda si affonda in due, e poi in due tutti quanti. E su alcune di queste questioni, a partire da quelle infrastrutturali a quelle del declino demografico, credo che potete, avete la possibilità, avete la testa proprio per il radicamento territoriale che avete ricordato, per farlo, e vi faccio gli auguri per questa azione di rifondazione della politica nei territori che ritengo invece molto, molto importante. Io ringrazio tutti, siamo in piena estate, vedere così tanta gente a seguire un confronto non spettacolare, diciamo, come questo mi pare già un buon segno. Siamo in estate, siamo una libreria, in estate se ne approfitta anche per leggere, e quindi piccolo spot pubblicità, ma grazie a tutti.